Buonasera, ben ritrovati. Era da un po' che mi mancava, da quando ha lasciato Roma, l'avevo un po' trascurato, lo ritrovo oggi. Solo sindaco. Solo sindaco? Ma gliene dicono su di tutti i colori? Glielo dico prima? No, perché? Glielo dico dopo. Vabbè. Cominciamo con le cose simpatiche. C'è questa bella foto di lei, non so a quando risale. Non tantissimo tempo fa. Ecco, lo vado a cercare. Perché lei è pensionato? Sono pensionato. Perché lei è andato in pensione alla 52 anni. 52 anni, sì. Però è stata una scelta fatta, cioè, se rimanevo a fare il parlamentare, ricordando l'antefatto, scatta una sentenza della Cassazione, della Costituzione. Dovrebbe essere qua, vediamo se lo trovo, perché della Corte Ho Costituzionale. varie pagine per cui devo cercare, anzi qui ci sono addirittura 14 ci sarà, commenti. sì, ne hanno scritte. Allora, le dimissioni di Tussin da deputato depositate il 31/12/2011 permettono allo stesso di godere dell'attuale trattamento sui vitalizi e quindi scampare alla nuova norma. Poi c'è Davide, che è chiaramente di sinistra. L'onorevole Tussin va in pensione a 52 anni, era dalla Tribuna di Treviso. Alberta Bellussi, concordo, non guarderò la puntata perché mi fa un certo che. E io ho ribadito che gli avrei posto la questione e lo faccio. E chi non guarda si perde la pensione. Un attimo, sì. Stefano Zanetta, faccio criticare l'onorevole Tussin, vorrei vedere cosa avreste fatto voi al suo posto. Io credo che tutti quanti in realtà, se ci dessero la possibilità di andare in pensione a 52 anni, ci andremo. Vediamo se c'è qualcos'altro. No, ne leggo una testa. Franco Gavarini: a mio avviso non è giusto mettere tutti nel calderone, bisognerebbe distinguere tra i vari politicanti. Ci sono quelli con buone intenzioni ma vengono stoppati, alcuni si adeguano, altri continuano a lottare. Nino Iannello: il vero problema, carissimi, è che ogni persona seria, per bene e onesta che sia, una volta che oltrepassa la porta del Parlamento o di una qualsiasi funzione pubblica, si cambia, trasforma il suo modo di vivere e diventa un politichese falso, tattico e torna contro. Mi sembra un po' esagerato, però adesso spieghi lei perché. No, spiego molto velocemente, cioè è una questione di rispetto delle regole. Allora, interviene una sentenza della Corte Costituzionale che dice c'è l'incompatibilità tra sindaco e parlamentare, anche se prima ci si poteva candidare. Allora, se uno opta per restare a fare parlamentare, opta per uno status particolare e quindi non va bene. Se ti dimetti da parlamentare scatta il vitalizio, ma il vitalizio è scattato per Luciano Tussin come per Veltroni, per Di Liberto, che lo hanno preso in età ancora più giovanile della mia. Siamo d'accordo. Siamo d'accordo che però erano le regole che sono cambiate. Sono regole sbagliate. Insomma, sono già state modificate. Però lei invece. Io rientravo nella norma che esisteva nel 2001, cioè per chi era parlamentare prima del 2001 c'era un regime, è già da 10 anni che è cambiato. Però io trovo che se uno fa il sindaco, lei quando era parlamentare, mi ricordo, lo disse in campagna elettorale, che rinunciava all'appannaggio di sindaco che avrebbe potuto percepire perché aveva l'appannaggio da parlamentare, giusto? È corretto quello che ho detto? Ho rinunciato, se poteva insistere, ma, lei lo detto già in campagna elettorale, sgombriamo il campo. Lei io ho l'appannaggio parlamentare, non voglio quello da sindaco, lo lascio nel cazzo del comune, giusto? Lei oggi è più parlamentare, ritira invece adesso l'appannaggio da sindaco? Sì. Ecco, io non trovo giusto, ma non è di Luciano Tussin, trovo giusto che lei abbia l'appannaggio da sindaco e quello è la pensione da parlamentare. Non lo trovo giusto. Potrei dirle che... ma lo dico, non è nei suoi confronti, lo so, sì, fa parte del sistema, perché anche gli 8 parlamentari che erano contemporaneamente anche sindaci adesso hanno questa possibilità. Restituiscano i contributi versati nei 15 anni e si tengono vitalizio. Ma come io trovo sempre giusto che lei da sindaco dovrebbe avere i contributi. Io da non ce li ha. Questo è vero. E troverei giusto che il Presidente della provincia dovrebbe avere i contributi e non li ha mai avuti. E trovo che tutto questo, lei prima di fare il parlamentare cosa faceva? Io avevo un paio di autoscuole. Ecco, pagava dei contributi, giusto? Contributi. Poi, io trovo giusto che lei avesse dei contributi per le autoscuole, dei contributi a parlamentare. Oggi dovrebbe avere dei contributi da sindaco, domani non so da che cosa, e dovrebbe andare in pensione come tutti, con un'unica pensione pubblica, con un tetto. Io metterei un tetto. Si dovrebbe cumulare. Sì, cioè le varie cose, poi si fa una media, ma comunque una pensione pubblica non dovrebbe essere sopra i 10.000 euro al mese. E quelli che hanno 35.000, quanto ha detto, scusi?
No, l'altra era... Quel ministro ha detto... 35.000 al mese. Ecco, io francamente 25.000 euro, una sforbiciata. Beh, 2 minuti. Sforbiciamo. Sforbiciata.